29 anni fa la mafia chiudeva i conti con Giovanni Falcone a Palermo per ricordare la strage di Capaci Mattarella, tante le iniziative anche ad Agrigento. Il weekend appena trascorso è segnato ancora una volda da risse, coinvolti italiani ed extracomunitari, un pirata della strada investe un motorino e scappa. Nuovi incarichi nel PD agrigentino, Di Paola segretario, provinciale Iacono presidente. Calcio eccellenza all'Acragas, stravince sul Marsala, basket, Fortitudo bene gara 3 contro il Cesena, volley la SEAP centra la qualificazione al secondo turno dei play-off. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri 23 maggio è il giorno del ricordo. 29 anni fa la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. C'è il servizio. Il 23 maggio del 1992 alle 17:58 la mafia chiudeva i conti con il suo nemico numero uno, Giovanni Falcone. Sono passati 29 anni dalla strage di Capaci. Più di 400 kg di tritolo piazzati sotto un cunicolo dell'autostrada Punta Raisi-Palermo ridussero in cenere la Fiat Croma bianca guidata dal giudice, con accanto la moglie Francesca Morvillo e sul sedile posteriore l'agente Giuseppe Costanza, che si salverà. Dietro e davanti altre due Croma, quella marrone guidata da Vito Schifani con accanto Antonio Montinaro e sul sedile posteriore Rocco Di Cillo, tutti e tre morti, e quella azzurra trasformata in un ammasso di rottami, ma con i tre agenti che riuscirono a salvarsi. 2 mesi più tardi, quelle stesse menti, quegli stessi mandanti, quegli stessi boss della cupola decretarono la morte di Paolo Borsellino, ucciso il 29 luglio da un'autobomba in via D'Amelio a Palermo mentre andava a trovare la madre. E Palermo e anche l'intera Sicilia ricorda, con iniziative e manifestazione, il tragico anniversario. Momento clou all'aula bunker del Lucciardone, dove venne celebrato lo storico maxi processo a Cosa Nostra. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha accolto ieri mattina, assieme al presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè e al sindaco di Palermo, Leoluco Orlando, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente ha poi partecipato alla caserma Lugaro, sede del reparto scorta della questura di Palermo, alla deposizione di una corona d'alloro sulla lapide dei caduti nelle stragi e allo svelamento della teca in cui sono conservati i resti della Fiat Croma quarto Savona 15, l'auto di scorta del giudice Falcone. E in occasione della strage di Capaci diverse le iniziative anche ad Agrigento. Vediamo. Ieri 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, si è svolto un evento organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Agrigento, dal titolo I frutti della memoria e il ricordo delle vittime della strage di Capaci, che si è tenuto presso l'Aula Morvillo del Tribunale di Agrigento. L'evento si è svolto a numero chiuso con la partecipazione in presenza di non più di 20 persone ed è stato seguito solamente virtualmente tramite diretta video sull'evento nelle pagine Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Agrigento. Durante l'evento, dopo un indirizzo di saluto del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a turno si sono letti brevi brani di prosa e poesia in memoria delle vittime. Oggi abbiamo organizzato questo evento in occasione del 29esimo anno dalla strage di Capace. Ovviamente sarà un evento virtuale, un po' per le restrizioni dovute al Covid, un po' perché oggi l'anniversario della strage di Capaci cade di domenica, quindi il Tribunale non è aperto al pubblico. Abbiamo chiamato questo evento, che sarà fra poco una diretta su Facebook, quindi tutti potranno seguirla dalla nostra pagina istituzionale ANM sottosezione Agrigento. L'abbiamo chiamato I frutti della memoria perché il senso è quello di ricordare e soprattutto far conoscere alle nuove generazioni quello che è stato Giovanni Falcone, le opere, la sua lotta contro la criminalità organizzata e quello che il tragico evento del 23 maggio 92 ha rappresentato per l'Italia e per la lotta appunto alla mafia. Quindi spazieremo con delle brevi letture di prosa, di poesia, di autori un po' più celebri, altri meno, fino ad arrivare alla lettera degli studenti che lasciano presso l'albero di Falcone
a Via Notarbartolo, proprio perché è alle nuove generazioni che ci vogliamo rivolgere con questo evento, che abbiamo proprio chiamato Frutti della Memoria. Chi sono i partecipanti a questa iniziativa stamani? Siamo, come dicevo prima, per le restrizioni Covid siamo soltanto noi pochi colleghi del Tribunale che dall'aula Francesca Morvillo, dall'aula 8 del primo piano, trasmetteranno questo evento e che potranno leggere. No, siamo soltanto alcuni colleghi che hanno aderito a questa iniziativa. Ecco, quanto è importante ricordare la memoria, specialmente per i giovani che magari insomma, hanno difficoltà o seguono poco gli eventi della cronaca. È importante perché credo sia necessario trasmettere i valori che Giovanni Falcone ci ha lasciato e promuovere sempre la cultura della legalità alle giovani generazioni. Infatti ci siamo accorti, tra l'altro organizzando questo evento, che molti studenti citano spesso dei libri di testo che vengono letti nelle scuole con un linguaggio semplice, e questa è una cosa che abbiamo apprezzato, perché vuol dire che dopo tutto questo tempo comunque i valori sono tramandati e si parla sempre di quello che questo evento ha rappresentato. Dopo Livatino, il comitato di quartiere Fontanelle Insieme organizza la giornata della legalità in memoria del giudice Falcone. Nel 1993 nella aiuola accanto alla parrocchia, una aiuola circolare, è stato piantato un albero grazie all'idea, all'impegno e alla volontà di Ester Vedova e dell'associazione Antigone. Abbiamo voluto riprendere quest'idea valorizzando sicuramente un luogo, uno spazio che possa diventare un punto di riferimento, di incontro e di riflessione. Continua l'impegno del comitato insieme all'amministrazione, alla cooperativa Livatino, Legambiente, la GESCI, la parrocchia e la scuola. Sicuramente è un percorso che continua a dare i suoi frutti a distanza di pochi giorni dall'evento di Livatino che ha restituito alla collettività il Giardino della Legalità e Piazzetta Livatino. Alle sue spalle vediamo dei cartelloni che sono stati realizzati dai bambini del quartiere, perché da loro nascerà una nuova coscienza antimafia, una coscienza di legalità. Sì, abbiamo coinvolto sia la parrocchia che la scuola in un percorso sicuramente nel ricordo di fare memoria, perché dobbiamo rispettare il passato e dobbiamo vivere il presente, facendolo anche continuare a vivere con i ragazzi del nostro quartiere. Questo è l'albero in onore di Falcone che il Centro Antigone 28 anni fa piantò qui a Fontanelle. Questo albero ancora produce i suoi frutti. Sì, e i frutti sono la continuità nel tempo, il nuovo protagonismo del quartiere, dei giovani, delle donne di questo quartiere. Allora, a un anno di distanza dalla morte di Giovanni Falcone, il 18 di maggio, perché mi fu detto da sua sorella Maria Falcone, che poi ha continuato ad avere un rapporto, tant'è che è la prima tesserata al centro che ora dirigo, che è il centro Alda Merini Liberamente Donna. Maria Falcone mi disse: non posso venire il 23 di maggio, ma fallo il 18, perché quello è stato il giorno in cui è nato Giovanni. E allora lo facemmo e piantammo qui alla presenza di tutte le istituzioni civili e religiose, a seguito di un convegno bellissimo che vide la partecipazione di tante persone. Però questo momento di oggi, secondo me, rappresenta anche altro, rappresenta un concetto di legalità che è fondamentale, perché oggi è anche la giornata della legalità. Un'altra bellissima iniziativa che ci vede nuovamente coinvolti come amministrazione comunale, grazie a che cosa? Grazie all'impegno di tutti, ma soprattutto di quelli del comitato di Fontanelle, che continuano, insistono imperterriti a fare che cosa? A creare entusiasmo, e noi ci siamo in questo entusiasmo e ci tuffiamo dentro. Oggi ricordiamo che cosa? Ricordiamo quel tragico evento della morte di Giovanni Falcone, che deve rimanere impresso in noi, perché ci deve dare quel messaggio di speranza. È il grande messaggio di servizio che ci lascia Giovanni Falcone, proprio nelle sue parole, è quelle di servizio verso lo Stato e la speranza che non deve mai smettere, mai finire, perché noi dobbiamo continuare a
esprimere questo messaggio di ricordo, ma soprattutto di speranza di quello che è la lotta contro le mafie. E quindi sono contento, l'amministrazione è veramente contenta di questo rapporto di amicizia, di unione, di sinergia positiva che si è costruito in questo quartiere, e continueremo sempre con altre iniziative grazie all'impegno di tutti, soprattutto l'impegno dei cittadini, che non può mancare e non deve mancare. Lei ha vissuto sulla sua pelle la crudeltà della mafia, 40 anni fa l'omicidio di suo padre, vittima innocente. Oggi viene qui, porta un messaggio di speranza per scuotere le coscienze. Cosa ha detto a questi ragazzi? Allora, intanto sono stato felice di incontrare questi ragazzi, perché a me interessa incontrare ragazzi, i giovani di questa terra, perché sono proprio il futuro di questa terra. Dico, è importante portare il messaggio di legalità, e la cosa che ribadisco sempre è quella, che la legalità non si fa solo il giorno 23 o il 19 luglio, la legalità si fa ogni giorno. Per cambiare questa terra bisogna fare tantissima legalità. Anche perché una domanda che mi hanno fatto, una bambina mi ha fatto, è proprio quella: se la mafia sia finita con la cattura di Riina e di Provenzano. No, non è finita. Ci sono altri latitanti come Matteo Messina Denaro e altri. E questa terra, la mafia è ancora potente ed è attiva. Lei ha conosciuto il giudice Falcone quando lei aveva 16 anni, che ricordo ha? Ho un ricordo bellissimo di una persona molto rigida ma molto tenera. Ricordo quando lui mi incontrò, lo vedevo così rigido, ma poi quando ha capito chi fossi, ho sentito tutto quel senso umano, dicendomi: stai tranquillo che papà avrà giustizia, conosco un po' la storia e papà avrà giustizia, e così è stato. Sono passati moltissimi anni e da lassù mi ha guidato come una stella. Una simpatica iniziativa si è svolta stamani presso la villetta della scuola Seneto, l'inaugurazione di una aiuola aromatica dove gli alunni del plesso, diretto dalla dirigente scolastica Bice Lombardi, alla presenza delle associazioni Alzheimer e AVULS di Agrigento e tanti genitori, hanno piantato delle piantine di erbe aromatiche. A tagliare il nastro anche il sindaco della città, Francesco Miccichè. Un'ottima iniziativa, questo è un significato importantissimo, e io faccio i complimenti alla preside, ai docenti, all'associazione di volontariato che hanno voluto questo evento oggi. È un modo come altro per far conoscere la botanica ai bambini sin dai primi anni, però anche nel suo tempo di inculcare il senso dello Stato, il senso anche qui della legalità, perché no? È un senso civico importantissimo. I nostri figli devono capire che è importante l'ambiente che ci circonda, bisogna tutelarlo per poi trasmettere questo messaggio addirittura a chi fino adesso non lo ha rispettato. Io ringrazio tantissimo le associazioni oggi presenti che ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo bellissimo progetto, che è molto educativo per i nostri alunni, perché li educa al rispetto dell'ambiente, e non solo, ma anche perché hanno la possibilità di conoscere le piante aromatiche che sono nella nostra zona, il loro utilizzo in cucina, come curarli. Io penso che gli odori, i colori che sono qua in questa bellissima villetta contribuiscono allo sviluppo formativo, allo sviluppo quindi emozionale anche dei nostri bambini, e sicuramente è una bellissima esperienza che ricorderanno sempre. Con l'aiuto del CESVOP, del Centro Servizi per il Volontariato, e con la partecipazione di altre associazioni del territorio, AVULS, Associazione Solidarietà, siamo riusciti a realizzare questo progetto di riqualificazione di un bene comune. Vogliamo ridare alla città la fruibilità di un bene. È stata ripulita questa villetta e sono state piantate delle piante aromatiche, e ne abbiamo intitolato questo progetto il Giardino degli Odori. Per quanto riguarda i malati di Alzheimer, il percorso degli odori è un percorso che è proprio un'attività terapeutica, quindi ci auguriamo che, perché con lo sfregamento si riportano alla memoria praticamente gli odori di un tempo, gli odori conosciuti, e quindi ci auguriamo che questa villetta comunque possa essere fruita dall'intera cittadinanza, dagli anziani, dai bambini della scuola. Abbiamo voluto mettere in moto questa attività proprio per ridare una fruibilità e una
possibilità di partecipazione comunque all'intera cittadinanza del godimento di questo bene comune. Grazie ad Angela che ci ha coinvolti in questo progetto, devo dire veramente grazie, è stato ideato e noi l'abbiamo aiutato a realizzare. Dedicato alle vittime innocenti della mafia si è svolto un incontro presso il Palazzo dei Filippini indetto dall'assessore al ramo Principato, che ha coinvolto varie scuole della nostra provincia che hanno dedicato momenti musicali, dipinti, video, documentari verso quanti hanno perso la vita per via della mafia. Alla manifestazione ha partecipato, oltre al sindaco della città Francesco Miccichè, anche il magistrato agrigentino, già presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. È una giornata importante per noi, ribadiamo quello che è il concetto di legalità con i ragazzi, che questa amministrazione vuole continuare il dialogo su principi fondamentali della nostra vita, quindi ribadendo il concetto di legalità che deve essere vissuto giorno dopo giorno, nel quotidiano, in ogni contatto e rapporto anche tra di loro nella vita sociale. È importante questo messaggio, è un messaggio che loro stessi fanno proprio, lo studiano e lo elaborano, dandoci poi dei risultati positivi, quali degli elaborati o delle trasmissioni anche dei video sul tema. È un'iniziativa importante anche per trasmettere alle persone un po' più grandette come noi dei principi che forse ogni tanto ci dimentichiamo. Il giudizio non può che essere positivo, in quanto è nostro dovere insegnare ai ragazzi ciò che è stata la mafia, ciò che la mafia rappresenta e ciò che la mafia continuerà a rappresentare se non c'è uno scatto di azione da parte degli organi competenti per porre fine a questo fenomeno, che evidentemente non può essere represso solamente con le leggi punitive, ma deve essere anche combattuto attraverso interventi di carattere sociale ed economico che tolgano alla mafia l'humus sul quale la mafia stessa prospera e continua a vivere. Allora, l'Istituto Rita Levi Montalcini partecipa a questa giornata organizzata dal Comune e dall'amministrazione comunale di Agrigento con estremo entusiasmo per portare avanti quelle idee e quei valori che il giudice Falcone, Borsellino e tutti gli altri uccisi dalla mafia ci hanno voluto tramandare. I ragazzi sono estremamente contenti e felici, anche perché questa mattina il gruppo dell'ensemble della scuola si esibirà con alcuni brani e soprattutto, ripeto, per dare testimonianza che il loro sacrificio non è stato invano, quindi veramente una giornata sicuramente da non dimenticare. La scuola Euroform partecipa al progetto e ha accolto l'invito del Comune di Agrigento per partecipare alla giornata nazionale della legalità. Abbiamo partecipato con un cortometraggio ponendo in evidenza appunto la figura della legalità, soprattutto dal punto di vista dei giovani, perché è fin dai banchi della scuola che si intraprende il cammino e il percorso lungo la strada della legalità, che per loro è il rispetto delle regole, per loro è il rispetto tra sé, rispettare il compagno, rispettare i professori e cominciare appunto a camminare in società. Quindi noi siamo orgogliosi di essere qui.
primo weekend in zona gialla, non diverso dal weekend in zona arancione a San Leone, zona balneare di Agrigento, nonostante il dispiegamento delle forze dell'ordine e la ZTL con la chiusura del lungomare Falcone Borsellino. Dopo la serata di sabato, anche ieri una rissa nel piazzale dell'ex eliporto. Prima un accenno di rissa, poi due giovani si sono presi a calci e a pugni ed è dilagato il caos. Sul posto si è immediatamente precipitata la polizia. L'aggressore è riuscito a far perdere ogni sua traccia, mentre l'altro ragazzo, rimasto stordito dalle botte, è stato controllato dagli operatori sanitari dell'ambulanza del 118. Adesso sarà il ragazzo a far capire agli agenti della polizia i motivi della lite e dare un nome e un cognome all'aggressore. Un 34enne agrigentino è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di sabato lungo Viale dei Pini a San Leone ad Agrigento. L'uomo si trovava a bordo del suo SH quando un'auto, sembrerebbe una Mini Cooper bianca, lo ha centrato in pieno facendolo sbalzare sul selciato per poi darsi alla fuga. Il 34enne ha riportato ferite sparse sul corpo ed è stato trasportato e medicato in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Adesso è caccia al pirata della strada che lo ha investito e che non si è fermato. Oltre alle contestazioni sul codice della strada rischia anche la denuncia per omissione di soccorso. Gli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato 3 persone originarie del Gambia che negli scorsi giorni si sono resi protagonisti di una rissa nel centro storico. Uno degli arrestati si trova attualmente sorvegliato all'ospedale San Giovanni di Dio perché durante la colluttazione si è rotto un piede. 2 dei 3 arrestati sono gli stessi che nella giornata di venerdì erano stati denunciati dai carabinieri a margine di una rissa avvenuta in via Bacbac. Nuovi incarichi nel PD agrigentino. Di Paola segretario provinciale, Iacono presidente. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta ieri la cerimonia di proclamazione e di insediamento della nuova assemblea provinciale, nonché del nuovo segretario e presidente della federazione del Partito Democratico di Agrigento. Alla presenza del segretario regionale Anthony Barbagallo, Simone Di Paola, segretario e presidente del partito Giovanna Iacono. Numerosa anche la presenza di sindaci della nostra provincia e dei vertici del partito regionale. Un impegno, quello della nuova direzione, in particolare volto verso la base del territorio e al rapporto con i circoli. Un nuovo corso con un sacco di attività politica da fare nelle prossime settimane, entrerà nel vivo subito la campagna elettorale per le amministrative con i comuni al voto e poi una provincia che riparte all'insegna dell'unità con una classe dirigente giovane, con un segretario certamente all'altezza e una presidente dell'assemblea in quota femminile, donna e di grandi capacità come Giovanna Iacono. Ci sono tutte le condizioni per fare bene, per rilanciare il Partito Democratico in tutti i comuni della provincia di Agrigento. Ecco, le alleanze probabili quali sono? Si ripercuoteranno quelle di Roma, magari con 5 Stelle? Quali sono gli indirizzi che avrete nei vari elezioni amministrative comunali? Ma a decidere saranno i circoli, ovviamente il perimetro è quello del centro-sinistra, il rapporto con i 5 Stelle, ma ovviamente un ruolo importante avranno il confronto e il dibattito all'interno dei circoli territoriali. Un grande giorno, un giorno di rinascita nel vero senso della parola. Il partito, grazie alla generosità di tanti amici e compagni, a cominciare dal nuovo presidente Giovanna Iacono, che ringrazio, ha riscoperto le ragioni di un percorso unitario che certamente ci proietta verso scenari importanti, perché il partito oggi riscopre l'essenza, il piacere di condividere un cammino insieme con tanti uomini e tante donne di straordinario valore che certamente rilanceranno l'attività politica del partito sul territorio e io sono convinto che nel giro di poco tempo noi diventeremo la vera sorpresa del panorama politico agrigentino. Le alleanze che affronterete, che farete in vista delle prossime elezioni amministrative? Guardi, è chiaro che le prossime elezioni amministrative terranno conto di dinamiche territoriali. Noi partiamo certamente da una base forte che è quella dei nostri circoli, dei nostri amministratori che sono i migliori della provincia di Agrigento e che in questi anni hanno offerto una straordinaria prova di buon governo. Le alleanze le costruiremo guardando alla parte migliore delle società, dei comuni che andranno a votare, avendo la capacità e anche la generosità di aprirci al mondo dell'associazionismo, alla società civile,
civile, al mondo delle professioni, guardando innanzitutto alle eccellenze che i territori esprimono. Abbiamo fatto una scelta precisa, ci siamo dati, diciamo, l'opportunità di far ritrovare l'unità al partito, quindi è una scelta di un certo tipo che chiaramente ha sacrificato anche qualcosa, però noi abbiamo deciso di fare questo passaggio nell'interesse esclusivo del partito che viene prima di ogni cosa. Chiaramente il lavoro da questo momento in avanti è sicuramente tanto, sarà lungo e faticoso, ma l'obiettivo è quello di riprendere le fila del ragionamento politico e soprattutto della presenza radicata e radicale del Partito Democratico nei nostri territori, dove abbiamo dirigenti validissimi, bravissimi sindaci, bravissimi amministratori. Un lavoro che sicuramente ci consentirà di far ritrovare al PD e alla provincia di Agrigento il suo ruolo sociale, soprattutto un nuovo protagonismo che non serve al PD, serve alla provincia di Agrigento stessa, una provincia che sappiamo bene è sempre ai margini ed è, diciamo, subisce una crisi maggiore rispetto a tutte le altre zone della Sicilia, ai margini a livello infrastrutturale, subisce la crisi pesantemente. Ecco, riprendere un ragionamento politico sul PD, sulla presenza del PD, aiuta il PD ma aiuta anche la provincia di Agrigento. Spenderete col simbolo nelle amministrative, un simbolo che spesso è stato offuscato da liste civiche, lo stesso Agrigento non è stato fatto? Sicuramente sì, laddove ci saranno le condizioni. Chiaramente da domani inizierà anche questo tipo di lavoro, perché i primi obiettivi, i primi impegni importanti che abbiamo sono quelli delle amministrative. Inizieremo man mano il percorso nei vari circoli, nei vari territori, sicuramente sapremo fare bene. Il mio ruolo è quello di fare il deputato, perché, diciamo, è stato il voto di 3 anni e mezzo fa a sancire la mia elezione e quindi continuerò a fare il deputato. Finalmente siamo arrivati ad avere una segreteria provinciale con un segretario, con un presidente, con un partito, anche se con qualche mese, però siamo riusciti ad avere un partito unito, che è la cosa più importante, perché poi alla fine l'aspetto più importante è proprio ripartire con un PD in provincia di Agrigento per dare attraverso i contenuti la visione di quello che questo partito in provincia vuole fare nel futuro. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo, insieme ai militari della compagnia Carabinieri di Agrigento, hanno posto sotto sequestro preventivo, perché si teme la prosecuzione dei reati contestati, della cosiddetta Casa Valenti nella Valle dei Templi, perché non è stata concessa alcuna autorizzazione della competente soprintendenza per i beni archeologici né del relativo ente parco per le opere realizzate successivamente alla struttura originaria. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica. Più nel dettaglio, nel corso dei controlli effettuati su un punto di ristoro all'interno del parco della Valle dei Templi sono state riscontrate violazioni delle normative igienico-sanitarie e del codice dei beni culturali e del paesaggio, con la chiusura di alcune parti adibite al laboratorio e di 2 depositi per alimenti realizzati abusivamente in ambienti non autorizzati. Allo stato attuale è indagato il legale responsabile della società che gestisce il punto di ristoro, a cui sono contestati reati di abusivismo edilizio, opere illecite, uso illecito e opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa. A Cattolica Eraclea, nell'area archeologica di Eraclea Mino, ai carabinieri, a seguito della segnalazione del responsabile dell'area, hanno compiuto un sopralluogo constatando la presenza di almeno 40 scavi, alcuni dei quali parecchio profondi. Indagini in corso alla ricerca di tombaroli e per il riscontro sull'eventuale furto di reperti scoperti nel luogo.
A Licata i funzionari dell'ufficio dogane e monopolio di Palermo hanno scoperto in un bar 4 totem privi di nulla osta e di qualsiasi tipo di autorizzazione. Le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Al titolare dell'esercizio è stata elevata una maxi sanzione di 200.000 euro per aver messo a disposizione apparecchi irregolari destinati al gioco. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Calcio eccellenza, l'Acragas stravince sul Marsala e conquista il secondo posto. Carmelo Lentini. 3 doppiette di Gambino, Biondo e Secran e una tripletta del rientrante Villa hanno sancito un'ineccepibile vittoria per l'Acragas di Francesco Di Gaetano, che adesso guarda ai prossimi playoff e promozione. Gara senza storia, con i padroni di casa subito avanti alla ricerca del vantaggio. Il primo gol infatti non tarda ad arrivare ed arriva appunto al 16°, con il Capitan Gambino pronto a sbloccarlo. Poi arrivano le altre reti che sanciscono una vittoria mai messa in discussione contro un avversario a tratti ingenuo anche se molto generoso. Adesso l'attenzione si sposta sui prossimi playoff, il cui inizio è programmato domenica prossima 30 maggio con l'Acragas che sarà ospite della Folgore di Castelvetrano. Comunque l'ultima giornata ha riservato delle sorprese per come si era ipotizzata la vigilia. L'Acragas infatti agguanta il secondo posto ai danni del Mazzara, sconfitto a Caltanissetta dalla Nissa, mentre la Folgore, superando il Don Carlo Misilmeri, fa un favore a se stesso ed è al Canicattì che rientra prepotentemente nella zona playoff in extremis. Ma vediamo i risultati dell'ultima giornata. Acragas Marsala 9-0, Canicattì Cus Palermo 5-0, Folgore Misilmeri 1-0, Nissa Mazzara 2-1, San Cataldese Marineo 4-0. In virtù di questi risultati la composizione dei triangolari prevede: il primo triangolare San Cataldese, Mazzara e Canicattì. Il secondo triangolare Acragas, Nissa e Folgore. Appuntamento quindi al 30 maggio alle ore 16:30 per la prima giornata con queste prime gare: Canicattì San Cataldese, Folgore Acragas, mentre riposano in questa prima giornata Mazzara e Nissa. Vittoria facile dell'Acragas contro i giovani del Marsala, Acragas che conquista il secondo posto, un buon risultato? Assolutamente sì, devo comunque dire che ho visto il Marsala, tutti i ragazzi giovanissimi, quindi tanto di rispetto che hanno dato l'anima a questi ragazzi, quindi complimenti anche a loro a prescindere dal risultato sinceramente. Per quanto riguarda l'Acragas sì, sono contenta, però si va avanti, sapete che adesso le cose più difficili devono ancora arrivare, quindi io come sempre sto sempre un passo indietro a tutto. Dedica speciale per questo secondo posto, questo bel risultato in vista dei triangolari? Ora, il primo pensiero, ve lo dico molto onestamente con il cuore, va a un ragazzo, Gaetano Renato, un ultra che è mancato a ottobre circa, non ho mai potuto dedicare nulla a questo ragazzo e quindi il mio primo pensiero va proprio per lui e spero quanto prima di poter fare qualcosa da ricordarlo. Quindi per lui sicuramente. Poi a mia figlia e mio padre, che sono le persone a cui dedico poco tempo per seguire anche l'Acragas e di conseguenza è difficile. Un'altra dedica va in particolare a una persona che oggi per me è un grande amico, una persona che mi ha sostenuta a livello psicologico, soprattutto negli ultimi tempi, per le situazioni che avevo a livello familiare, perché comunque erano pesanti, ed è Silvio Alessi, quindi a lui anche questa dedica da parte mia. Come procede il vostro progetto di rilancio del calcio acragantino? Il progetto va avanti sempre, a prescindere, però come ho sempre detto preferisco prima fare le cose e poi raccontarle, quindi non mi esporrò più di tanto, scusatemi, però va avanti, sono sempre qua come vedete, ogni volta che posso corro dalla mia squadra. Ai tifosi dell'Acragas quale messaggio vuole lanciare? I tifosi dell'Acragas io li ringrazio per essere stati sempre vicini a prescindere dal fatto che non hanno potuto entrare a vedere la loro squadra, però un grazie particolare anche a loro tutti quanti e spero che al più presto possano
entrare e vedere la partita, e soprattutto vorrei anche vedere che, cioè, anch'io una partita che porte aperte che purtroppo non ho potuto vedere. Missione compiuta, l'Akragas riesce a centrare il secondo posto grazie alla vittoria scontata, netta contro il Marsala, ma anche grazie alla vittoria della Nissa contro il Mazara. Io direi semplicemente grazie alla vittoria dell'Akragas, perché prima della partita sapevamo che non dovevamo guardare gli altri campi, dipendeva solo da noi, infatti abbiamo fatto il massimo che potevamo fare. Abbiamo rispettato gli avversari, perché comunque sia, secondo me sarebbe stato una mancanza di rispetto non giocare la partita, e quindi onore a questo Marsala che si è battuto, che ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità per impedire agli avversari di ottenere il successo che è arrivato, perché comunque sia obiettivamente i valori in campo erano diversi, però devo fare sicuramente gli auguri, i complimenti comunque a questa società e a questa squadra. Adesso testa al triangolare. Sì, il triangolare, ho saputo adesso che incontreremo la Folgore e poi la Nissa, ma così come ho sempre sostenuto, al di là degli avversari tutto conta, cioè nel senso che dipende solo da te. O meglio, gran parte dei risultati li puoi ottenere solo se dai veramente il 110% rispetto alle tue capacità. Quindi se riesci a buttare oltre l'ostacolo anche il cuore, e allora poi la differenza la fai sicuramente, perché a livello tecnico è stato dimostrato in questo mini torneo che bene o male le squadre si equivalgono tutte. Quindi non c'è un ammazzacampionato, l'ho sempre sostenuto, e oggi i risultati finali dicono appunto questo. Calcio Serie D, Girone I, la 31esima giornata ha confermato che la lotta per la promozione in Serie C sarà tra le due squadre di Messina. Carmelo Lentini. La lotta al vertice del Girone I della Serie D, quanto mancano 3 giornate al termine della regular season, si è ristretta a 2 formazioni soltanto. La CR Messina con 67 punti e l'FC Messina con 63. E questo è il dato più saliente del 31esimo turno di campionato. La CR Messina si è largamente imposto 0-4 a Troina, con i gol di Lomasto, Aliperta, Cristiani e Cretella. L'FC Messina a sua volta ha sconfitto il Gelbison per 1-0 con gol di Fissore, eliminandolo definitivamente dalla corsa alla promozione in Serie C, in quanto bloccato a 57 punti. Rimasti invariati il quarto e il quinto posto rispettivamente del San Luca, che in rimonto grazie ai gol di Leveque ex Akragas e di Carbone al 94esimo su rigore ha battuto 2-1 il Marina di Ragusa, che era passato in vantaggio con il Basualdo, e della Ciriale che si è imposto 0-1 sul campo del fanalino di coda a Roccella grazie a un gol del capocannoniere De Felice. Ritorna a giocare e a vincere il Dattilo, che ha battuto 4-2 il Biancavilla. Di Maimone, Pace, Lupo e Terranova, che ha segnato una doppietta, e Viglianisi la sequenza dei gol. Importante successo del Castrovillari 1-0 su Rotonda e del Paternò 2-1 sulla Cittanovese. Prima che segnasse Dorata avevano segnato De Marco e Di Stefano. Il Licata impone il nulla di fatto a Rende, lasciando invariate le rispettive posizioni in classifica, mentre è stata rinviata la gara Cilento-Sant'Agata. Basket, la Fortitudo Agrigento vince anche gara 3 contro Cesena e chiude la serie 3-0. I biancazzurri allenati da coach Michele Catalani sono riusciti a battere i padroni di casa con il punteggio di 67-55. Volley femminile, ancora una vittoria per 3-1 e la SEAP dall'Icardillo Aragona centra la qualificazione al secondo turno dei playoff per la promozione in Serie A2 al Palanicosia di Agrigento. La formazione di coach Massimo Dagioni supera con lo stesso punteggio del match di andata il Bari. Tonino Butera. Mister Dagioni, iniziamo da lei, gran bella vittoria, c'è stato qualche vuoto in qualche set, però la prestazione è stata indubbiamente positiva. Sì, ma partite con questa intensità emotiva, perché sono partite di playoff, fondamentalmente in elezione diretta, c'è neanche la bella, bisogna andare su differenza 7 gol del 7, insomma è chiaro che ci sono
ci sono le migliori squadre in tutti i gironi. È chiaro che gli equilibri appunto tante volte sono sottili, il momento vuol dire tanto. Sulle due partite io credo che insomma 3-1 a casa loro dopo 7 settimane di stop, 3-1 ribadito oggi, alla fine il risultato e il passaggio del turno sia legittimo, sia meritato. Poi naturalmente c'è sempre da migliorare, ma conta molto interpretare bene il momento in questo tipo di mini torneo. La prossima sfida con la Rizzotti Catania, con cui abbiamo fatto diversi amichevoli, due squadre che si conoscono molto bene. Come preparerete questa partita? Ma si conoscono molto bene, nel senso che loro hanno approfittato di una normativa su cui ognuno può fare le sue considerazioni, per cui a fine campionato hanno inserito 2 giocatrici in più, quindi la loro fisionomia è sicuramente molto cambiata. Erano un'ottima squadra prima, sono una squadra che non ha nulla da invidiare alle migliori di tutta la Serie B adesso, quindi sarà una partita naturalmente credo molto combattuta. Presidente Di Giacomo, si va avanti, l'Aragona il suo obiettivo è la 2. Come hai visto la squadra e se sei contento del passaggio del turno? Sì, senza dubbio che sono contento, anche se tu hai detto che non hai visto una prestazione lineare, però ci sta perché nei playoff ci sono emozioni da controllare, ci sono tante di quelle componenti che ti fanno poi la differenza, però mi ritengo soddisfatto del passaggio del turno perché le ragazze senza colpo ferire hanno solo controllato il risultato, hanno controllato la partita e anche se si andava sotto di qualche punto hanno dimostrato di avere le capacità e quindi quella differenza tecnica che in effetti si è vista tra le due squadre. È una buona squadra, l'Oltre Castellana, però la nostra squadra è nettamente più forte di loro, però è chiaro che questa vittoria ci fa da ricarica perché ogni partita ha la sua storia. Non so se giocheremo sabato o domenica a Catania e poi sabato 5 giugno abbiamo la partita del ritorno. Io sono convinto, io sono ottimista che le nostre ragazze assieme allo staff prepareranno bene questa doppia sfida e che vorremmo proprio disputare la finale perché è quello che la società ha progettato, ha programmato con gli sponsor e quindi siamo proprio in linea con i programmi stilati ad agosto. Federica Vittorio, stasera sorridente, hai preso il 101 del CPA di Canicattì, una bella prestazione la tua, finalmente puoi festeggiare con la cantina CPA. Grazie, io sono molto contenta per la squadra perché ce lo siamo meritato questo passaggio e quindi forse oggi abbiamo preservato un po' le energie, però siamo cariche già per le prossime sfide, sicuramente a Catania non sarà facile, però noi ce la metteremo tutte perché abbiamo fatto tanti sacrifici e vogliamo andare avanti. Che partita hai visto? Ma adesso, come diceva il Presidente prima, probabilmente eravamo forse un po' non sottotono, abbiamo controllato il risultato, stavamo lì e abbiamo spinto nei momenti decisivi, però sono tranquilla, la squadra sta lavorando bene, stiamo recuperando un po' di acciacchi. Mister, Giorgia Silotto in campo, l'abbiamo visto abbastanza splendido. Sì, sono molto contento per lei perché è una ragazza, una grandissima lavoratrice che nel momento in cui subito dopo, mi sembra, avevamo giocato la prima partita e il mercoledì in allenamento ebbe questa pallonata sul dito, una frattura del mignolo veramente brutta, per cui ha dovuto interrompere quello che era il suo percorso che stava tecnico, che stava sviluppando molto bene, quindi oggi è entrata, ha giocato in 2 ruoli perché lei può farli tutti e 2 molto bene sia da posto 4 che da posto 2
e oltre a dare una grossa mano alla squadra mi fa personalmente molto piacere per lei, perché se lo merita per tutto il lavoro che ha fatto e per quanto ha faticato per recuperare da... Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.